Grazie a Paolo Pizzolato. Paolo Pizzolato ha sentito che i truffati dalle banche avranno, ha detto l'altro giorno, abbiamo intervistato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, ci sono 517 milioni che così progressivamente saranno destinati a migliaia di persone che sono state truffate, sono 144.000, alcuni sono già stati, diciamo, risarciti, altri aspettano, insomma. Io ho visto anche la trasmissione che avete fatto, però continuo, direttore, a essere sempre in qualità di dipendente bancario, sapendo bene queste cose come sono, essere arrabbiatissimo, essere tanto arrabbiato anche con chi ha seguito queste cose, con chi ha seguito i rimborsi, con i cittadini stessi che non protestano mai o protestano in maniera limitata. Facciamo un po' i conti in tasca alla gente. Monte Paschi di Siena salta, Monte Paschi di Siena viene salvato dal governo. Monte Paschi di Siena, tutti quelli che occupavano ruoli di favore, consiglieri eccetera eccetera, sono stati completamente riciclati all'interno di tante altre banche, e ve lo dico in qualità di dipendente di banca di credito cooperativo, anche in tante banche di credito cooperativo come vice direttori, come amministratori eccetera eccetera, per cui questa gente qui non ha pagato nessun conto. Storia delle popolari all'interno del Veneto, un vero e proprio massacro, tanta gente si è girata da un'altra parte, tanta gente ha fatto finta di nulla. Posso tranquillamente dire adesso in questo momento che la Banca d'Italia dovrebbe assolutamente vergognarsi di quello che è accaduto, fosse qualcuno anche in regione che già sapeva, che già odorava, ma quello che succede non è il discorso dei ristori, che la gente riceve i pagamenti, che la gente ritorna i soldi eccetera eccetera, è che succede questo all'interno della banca. Se io sono un cliente della Banca Popolare di Vicenza e mi è successo questa cosa qui, a un certo punto mi arriva il ristoro, sono bello contento, ho recuperato i miei soldi, che bello, sono felice, ma io non resto più all'interno della Banca Popolare di Vicenza. Cosa faccio? Per paura che mi accada di nuovo una cosa del genere, perché la banca ha perso punti, perché a livello di immagine non va più la pena restare lì, cambio banca e vado da un'altra parte. Nel momento esatto in cui vado da un'altra parte e i miei soldi non sono più investiti nelle due più grandi banche che avevamo all'interno del Veneto, eccetto, ripeto, le banche di credito cooperativo, cos'è che faccio? Dirotto tutti i miei soldi, così come tanti altri miliardi, in altre banche che sono all'interno del Veneto, che però hanno la dirigenza, la società e tutto il loro patrimonio in altre regioni. Questo vuol dire che all'interno del Veneto tanti soldi che potevano essere occupati all'interno di questa regione per investimenti, per poter dare soldi alle varie società, per poter fare affidamenti nuovi o cose di questo genere, sono spariti completamente dal Veneto. E una parte di tutti i dati che avevo portato la volta scorsa, che parlavo di povertà che aumenta nel Veneto e che a livello Istat, ripeto, Istat non è invenzione Pizzolato, sta dicendo che il Veneto in questo ultimo semestre è la regione che sta riscontrando il più grande grado di povertà in questo momento, è derivato anche il fatto che il 2% di quello che è il PIL del Veneto è stato portato via da queste banche qui, è stato portato via da questi risparmiatori che hanno dirottato i loro fondi da un'altra parte, e le banche a livello nazionale li dirottano nelle loro regioni di competenza. Se tu vai all'Istituto San Paolo di Torino, l'Istituto San Paolo di Torino non ha la sede nel Veneto, per cui dirotterà i suoi investimenti, i prestiti eccetera eccetera nelle località che meglio crede, con le ditte che meglio crede. Qui nel Veneto si è svuotata una cassa che era eccezionale. Rimborsi o non rimborsi, è il circuito bancario e monetario a livello di flusso che non esiste più qui nel Veneto. E poi c'è da dire che i rimborsi a cui lei, il direttore, fa riferimento non tengono assolutamente in considerazione di quei soggetti che hanno fatto operazioni baciate che oggi stanno negli NPL, ovvero sia nelle spazzature che stanno a recupero. Bravissimo, giustamente, no? Certamente, certo. Verissimo.